Eder. Mech. Pallister. Eder, sei troppo criminologo e poco umano. Sei troppo fissato con la storiella di Sterpin e così hai perso la tua flessibilità mentale. Intanto in ogni coppia di lunga data ci sono momenti difficili. E non vanno vissuti nello stesso identico modo in tutte le coppie. Conosco coppie con figli che non si sono parlati per 6 mesi, pur vivendo sotto lo stesso tetto. Conosco coppie dove uno dei due si è trovato un amante giusto per il periodo di litigio. E ho conosciuto più coppie che, quando in crisi, uno dei due si è allontanato. Inoltre c'era chi lasciava il telefonino acceso e chi lo spegneva. Liliana aveva contanti in casa, non aveva bisogno di un bancomat per essere rintracciata. È molto probabile che avesse un terzo cellulare, ma in ogni caso lasciare i telefonini a casa per non essere rintracciata non fa scandalo. Voi sterpiniani siete convinti che Liliana odiasse il marito e voleva fuggire con l'amore della sua vita. Rifiutate l'ipotesi che avesse un normalissimo periodo difficile con il marito. Ricordati che non esiste una sola testimonianza di una crisi terminale della coppia. Rifiutate pure volesse semplicemente lasciare il marito, e non per Sterpin. Se fosse stata innamorata di Sterpin non avrebbe fatto altro che anticipare di 2 giorni ciò che Sterpin racconta ed andare direttamente da lui. Invece, se n'è andata da sola da qualche parte. La tua battuta dello stare sotto un ponte è la classica affermazione della combriccola. E perché non a casa di un'amica? Perché non a casa dei rumeni? Perché non in un luogo che solo lei sapeva? Visto e considerato la dinamica dell'allontanamento è palese che fu preorganizzato. Lo sai che ti ho sempre detto che per me il colpevole potrebbe essere il marito, ma la totale assenza di prove mi impedisce di accusarlo. Il suicidio è possibile. Intanto, come ti ho già detto, il mondo di Liliana fu distrutto durante quei giorni di allontanamento. Il marito sospettato ed accusato velatamente di averla uccisa. Un suo amico, nient'altro fino a prova contraria, che si spacciava per il suo amante. Non tirare fuori quella cavolata delle prime interviste a gennaio, per favore. Nei primi giorni tutti sapevano di ciò che aveva detto a Nasty e il solo pronunciare l'esistenza di un altro uomo era una dichiarazione. Tutti che la cercavano, le sue foto ovunque. Per una persona riservata come lei era come se l'avessero violentata in pubblico. E per venirti incontro posso anche tirare in mezzo il famoso imbuto emotivo. Molti si sono suicidati perché incapaci di uscirne fuori. Come già detto, l'occultamento di cadavere è palese. Immagina dare rifugio ad una persona ricercata. Poi te la trovi morta in casa. Pensa al dilemma, chiamare Eder o andare a 4° grado. Ma manco morto. Faccio sparire il cadavere e non dico nulla a nessuno. L'omicidio, e qui diventa un casino. Voi siete convinti che una sola persona al mondo avrebbe potuto uccidere Liliana? Grandissimo errore. Anche Sterpin aveva un movente sentimentale, se la sua storia è vera. Il fratello aveva un movente economico. Anche i vicini di casa, volendo. Inizialmente circolavano storie di frizioni negli ultimi mesi fra le coppie. La stessa Micheli con la risposta che mi aveva dato sul tuo canale, mi ha fatto capire che già qualcosa non andava. E poi le voci iniziali di un presunto interessamento di Nasty verso Liliana. O le fantasie del famoso filmino Visintin Micheli. Troppe cose che non puntano verso le rose e fiori della Micheli ed il falso silenzio di Nasty. Covalero? Non so proprio cosa dire. In lui c'è qualcosa che non va, ma non capisco cosa. E non dimentichiamo del balordo di turno, della microcriminalità, del crimine organizzato. Infine l'incidente, il famoso ceffone in un momento di ira.
Abbiamo visto Visintin scattare d'ira. Abbiamo visto Sterpin scattare d'ira. La fama della Micheli la conoscono tutti. Nasti, come ex carabiniere, dovrebbe aver sempre un certo controllo, ma tutto è possibile. Conosci benissimo il passato del fratello, non aggiungo altro, sono quasi 3 anni che punti in una sola direzione. Vogliamo allargare i tuoi orizzonti? Vuoi risolvere questo caso o bere grappa con Sterpin? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.